Mi sono Danilo Marmolada dell'Unione Ladina Val Biois e vorrei specificare subito che è l'Unione Ladina Val Biois. È una costola del gruppo folk Val Biois, perché qua in Val del Biois esisteva un gruppo dalla fine degli anni 60 e si è ricostituito negli anni 90 e da una costola di persone, di gente che aveva più a caro la nostra laura, la nostra cultura, laura anche tramite ricerche, tramite anche stampa del Liber, organizzare manifestazioni come quella da Incois e Smonteghea, è nascuta sta Unione Ladina Val Biois. In particolare è stata fatta una ricerca presso l'Università di Padova dell'identità ladina della Val del Biois e da là si partì a Favalc e l'era intorno alla metà degli anni 90. Le anche da dire che fuori a Parvalada, che è in comune qua della Val del Biois, della dignità e delle attività di del campo ladino, è cominciato un gruppo di persone belle che negli anni 80 a Favalc. Dopodiché c'è un polit che col 99 è venuta fuori una legge nazionale, la 482-99, che la tutela tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia, compresa quella ladina. E da là un po' di aderì alla Federazione dei Ladini del Veneto e un po' di avere anche qualche contributo a qualche anno a sta banda per poter fare la nostra attività di ricerca, di stampa del libero e questo. La manifestazione di Coi in particolare, che la sede di Smonteghea, forse è un po' un orgoglio di che fa l'Unione Ladina insieme al gruppo folk, o il gruppo folk insieme all'Unione Ladina, perché è in tutt'un praticamente. No? Il gruppo folk si occupa di bai, di ricerca e di musica, e costume, di folklore in generale. Ladin è un tutto in generale, la nostra identità, la cultura in generale. Sì, diciamo che mi sono Mayra e diciamo che le stesse persone che collaborano col gruppo folk, chi portai diciamo, per la ricerca, chi portai per lo studio delle tematiche diciamo, delle storie tradizionali eccetera, si riuniscono nell'Unione Ladina, ma possono quasi dire che sono gli stessi alla fin che gira, no? Sì. Però una parte la si occupa prevalentemente del discorso del ballo, del folklore e delle esibizioni in più e una parte la si occupa di ricerca e di attività di archivio e di studio storico insomma. Ecco, diciamo che il gruppo folk ha un statuto, è un presidente, è un consiglio, l'Unione Ladina non è un presidente, non è un gugno, sono solo un gruppo di persone che ha voglia di fare e di sviluppare le tematiche che l'ha appena detto la Mayra, insomma. No? Sì, diciamo che dopo il gruppo è nato per la voglia di ballare, di portare avanti i baile, le musiche tradizionali eccetera, però negli anni ne è venuta anche la voglia di approfondire di più che è non solo l'aspetto folcloristico e comunque bello del ballo, dell'allegria che può portare i bai e le feste, ma di incimpi a fondo, di incimpi no, sulla conoscenza e sull'importanza diciamo, delle nostre origini e delle nostre tradizioni. Sono orgogliosi di organizzare ogni anno da 6 anni a sta banda a sede Smonteghea, che la rievochea anche che era la tradizione di venire dalle maglie, finì la stagione dell'alpeggio, diciamo, e l'hanno recuperato in questa maniera le 12 maglie attive sul territorio che il D le seccata a Cadù a Fondovalle e le sfila insieme per il centro storico di Falciade, dopo le vie del Col de Rif. Ma non è solo un rievocare una tradizione, è una festa che è diventata una festa di comunità in cui collabora la gente di qualsiasi associazione, albergatori stessi che ne dai anche alle cucine, che ne fa la mangiare, le ripropone i piatti della tradizione, le rievoca vecchi mestieri, domani avrò, che le domenica avrò una piccola fiera dell'artigianato qua di fuori, in cui le chi del club UNESCO Gordino che fa carieghe, le chi dell'Unione Ladina di Agort col Teler. E domani in particolare farò anche un raduno dei gruppi folcloristici delle aree di minoranza delle Alpi italiane. È una parola lunga a par di che avrò qua i valser, i franco-provenzali, i furlain, i tedeschi, le minoranze tedesche, i ladini del Sella e i ladini del Belun. Tutti a una fa festa. E volevo dire che c'è in particolar modo a dire che questa festa ogni anno di più la unisce la dent di tutta la Val del Biois, perché in Cina alla volta le la dent
che partecipa da tutti i comuni della Val del Biois, chi per una roba, chi per un'altra. Ogni anno piva alcuni che domanda di poter venire vestiti alla vecchia, vestiti in costume alla sfilata, e questo mi fa enormemente piacere. E stavolta per esempio anche alle nonne del ricovero di Taibon le sa proferire, ne fa un po' di fior di carta per ornare il nostro tendone, e questo penso che sia il scopo più bello che possiamo avere, di mettere insieme la dente nostra. E per quel che riguarda la ricerca, per il prossimo anno si andrà a pensare di poter fare un lavoro su Sant'Antone dal Porcel, come che si usa di qua, che è il santo protettore delle stalle, delle malghe, che ogni stalla ha l'immagine davanti, e se si è un buon vuole mettere insieme qualche catton sulla tradizione che era qua, se l'era delle preghiere particolari, una piccola ricerca proprio sul culto di Sant'Antone nella Val del Biois. Si andrà a lavorare a del materiale, si andrà a fare anche una roba inedita, mi spero che viene un bel lavoro e vedrò un po' il prossimo anno e potervi presentare. Mi viene in mente che sto anno una persona, la Paola Davare, l'ha pensata di venire con poche di casette in miniatura fatte da ella, delle dimensioni che può essere 60 x 60, che rappresentano le case storiche e i tabiai storici della Val del Biois o le gesie della Val del Biois, ricostruite in miniatura, e che via a piede del tendone, in cui e domani sarà aperta una mostra su questa tematica qua. Questo è solo un esempio per dire che là dentro la Nevesina, le dico che la collabora con questa festa qua, ogni anno la Cres de Pi proprio grazie anche alla dentro, oltre che promuove che le attività delle malghe, che i prodotti tipici che fa le malghe, la caseificazione, il formai, il bottiro, la puina sfumegata, eccetera, no? E questo viene promosso anche alla dentro perché, come che si vede, anche tanti turisti che vengono a vedere questa manifestazione qua e che restano anche entusiasti di quel che vede, perché è tutta roba fatta, la viene dal cuore, insomma, che funga viene dal cuore. Difatti siamo partiti il primo anno, l'hanno fatta solo Candy e non sapevano assolutamente come la potesse di finire. Però credo che finché siamo buoni di mantenere, noi per primi che mandiamo avanti, che organizziamo questa festa qua, che siamo buoni di mantenere questo spirito che ha e questa sincerità che ha nel fare le robe, penso che possiamo fare ogni anno di più, perché la dentro la respira sta roba qua, la sente, e difatti ogni anno, anche in cui stamattina pioveva fish, eppure in cui le strade piene di dente, che mi veniva anche al magone a un certo momento, perché dico, forse non fanno tutti malamente, hanno fatto mal depulito. Ecco, mi sono orgoglioso della mia identità, ma anche all'Unione Ladina sono anche aperti agli altri, aperti anche a fare insieme alle altre vallate. Infatti mi credo che soprattutto le persone che cerca di approfondire, che cerca di studiare, che cerca di approfondire la propria conoscenza, tanto più che questo dovrebbe servire per mettere insieme, non per dividere, perché alla fine se te vade proprio a vedere a fondo sono compagni, le piccole differenze che ne distingue. Dopo se noi vogliamo mettere in risalto le differenze, questo è diverso, ma serve per unire, per stare insieme, non per dividere, quindi mi credo che questo l'ave da servire proprio per mettere insieme la e non dividerla. La parola ladina, no? Ladino, qua la crea ancora qualche dissapore, qualche malumore, però non ha da essere vista così, perché invece è proprio il discorso dell'Unione Ladina, le par poter approfondire, poter di affondo delle nostre, e si mette in relazione con gli altri e vede quanti compagni che sono con gli altri. Mi vuole solo che in cui più di altri anni hanno avuto tanti poppi venuti vestiti alla vecchia che partecipa alla manifestazione nostra. Mi chiesto spero che resti nei suoi ricordi, che sia un bel ricordo per loro e che aiuti a continuare a vivere nelle nostre zone ad in davanti. Ecco, mi invece volevo dire che l'associazione nostra, le inte anche a tanti dove, gruppo Folk Unione Ladina, che io dico chi lavora al tendone, io dico chi ha lavorato tanto per questa manifestazione qua, che
e chiedi chi cresce se prodighe a questa roba qua, e noi questo ne fa ben sperare perché queste robe qua le viene trasmesse poi alle generazioni che viene a loro, ai figli di questi dove qua e via discorrendo, insomma, che l'aveva futuro.